perché credo che questo percorso di studi mi porti a fare il lavoro che più preferisco nel minor tempo possibile. Ho scelto ITS perché penso sia il giusto modo di completare gli studi, in quanto l'università è molto più teorica e si distacca di più dal mondo del turismo. Penso che ITS sia un corso di formazione molto più pratico e formativo rispetto all'università ed anche questo è uno dei motivi per cui l'ho scelto. Perché secondo il mio punto di vista questo è il periodo storico migliore per riprendere in mano gli studi e io credo che rispetto all'università ti dia molte più opportunità lavorative post-Covid. Ho scelto questo percorso di studi perché è molto importante a livello pratico, ti dà un tatto in più e un passo in più a livello lavorativo con le aziende. Al momento mi stuzzica molto l'idea di diventare una mystery guest. In un futuro spero di poter lavorare in un albergo di lusso, in quanto l'ITS mi dà la preparazione adatta per poterlo fare. Mi piacerebbe lavorare nelle risorse umane ma non precludo nessuna strada. Io attualmente lavoro in un campeggio a Ponte Sabbioni e mi piacerebbe in un futuro crescere all'interno dell'azienda stessa. Aspiro principalmente a diventare un digital strategist, quindi collegato abbastanza a livello marketing e a social media. Il modulo che preferisco è organizzazione del lavoro, HR e team building, cioè quello che tratta il lato più umano del lavoro e lo spirito di squadra. E in questo momento mi sta piacendo molto Hospitality Management perché è in linea con quello che vorrò fare in futuro. Mi è piaciuto molto tecniche di comunicazione, soft skill, ma anche gli altri moduli sono stati molto interessanti. Allora, io inizialmente ero partito con l'idea dell'ospitalità classica, poi facendo varie lezioni riguardo social media marketing e web marketing invece mi hanno cambiato un po' le idee e mi piacerebbe affrontare altre lezioni riguardo questi argomenti. Social media marketing sicuramente è la cosa che mi ha più attratto, sia anche per pubblicizzare ma anche per portare un'innovazione in più al territorio.